Se uno ogni 1000 abitanti noi abbiamo già dato. Il problema dei profughi è un problema serio. Noi abbiamo già comunicato da diversi mesi di non avere strutture comunali, edifici comunali a disposizione e altre soluzioni che possono essere vagliate devono essere attentamente considerate. Sulla questione relativa all'accoglienza dei migranti i sindaci non cambiano idea neppure dopo l'emanazione del nuovo bando SPRAR che costituisce una rete di accoglienza di secondo livello cui gli enti locali sono chiamati quali soggetti attuatori assieme alle organizzazioni del terzo settore presenti nel territorio. Per illustrare le opportunità offerte dal bando a Treviso è arrivato il capo dipartimento delle libertà civili del Ministero dell'Interno, Morcone, un incontro riservato che non è servito a modificare le prese di posizione già più volte espresse dai primi cittadini. Anche l'1 ogni 1000 o il 2 ogni 1000 o il mezzo ogni 1000 debba essere legato ad uno status accertato. Al di là dell'ospitalità, quello che ci chiediamo è come viene gestita, in quale modo, qual è il riscontro nella cittadinanza, perché sono tutti fattori che noi amministratori dobbiamo tenere in considerazione per evitare che ci siano attriti. Accoglienza e integrazione però nel territorio della Marca possono essere declinati, lo dimostra il patto per il volontariato siglato a Vittorio Veneto da 115 giovani di 14 nazionalità diverse. Sono i profughi del CEIS di Vittorio Veneto che CGIL e CISL hanno riunito in un'assemblea per spiegare a tutti nel dettaglio sia la convenzione firmata in estate con l'amministrazione cittadina, sia il protocollo provinciale siglato a fine settembre in prefettura a Treviso. Poi la richiesta di disponibilità con adesione totale. Loro hanno dato una grande disponibilità, il 100% ha dato la disponibilità, adesso bisogna che le associazioni e il territorio li impieghino, li vengano qui a prendere. Lavoro socialmente utile, non retribuito, con formazione e assicurazione anti-infortunio, tutto secondo legge come sta scritto nelle convenzioni. Imparare mentre si stanno facendo le cose insieme, ma mentre si stanno facendo le cose insieme in relazione reciproca. Io do una cosa, tu dai una cosa a te, io do una cosa, ma impariamo a farla insieme.